Siamo con l'archeologa Rosa Maria Lombardo, autrice del libro L'ultima dimora del re. Sta lanciando questa iniziativa Il mio luogo del cuore, ottavo censimento FAI dei luoghi italiani da non dimenticare. Tra i luoghi c'è anche Monte Guastanella. Un appello a votare per Monte Guastanella. Ci siamo resi promotori, no, di questa iniziativa volta a calamitare l'attenzione su un sito che è di grande fascino, di grande interesse per la sua plurimillenaria storia e anche transfrontaliera, oggetto di studi da parte mia da un paio d'anni e culminati nella pubblicazione di questo saggio storico-archeologico, dalla valenza anche etnoantropologica, che sostiene appunto attraverso degli studi accurati di carattere sulle fonti storiche antiche, sull'assetto idrografico, toponomastico, topografico del sito, sostiene appunto che questa debba identificarsi, questa montagna, col sito dell'antica Camico, di cui parlano fonti classiche come Erodoto, Aristotele e Diodoro Siculo. Il tutto è culminato l'anno scorso in un interessantissimo e di successo convegno tenutosi a Santa Elisabetta, voluto fortemente dalla sottoscritta e dal grandissimo mio amico sodale, ambasciatore UNESCO Ray Bondin, un convegno tenutosi a Santa Elisabetta che avrebbe dovuto avere un prosieguo che porterebbe il sito ad una conoscenza più allargata e sicuramente diciamo, potrebbe essere, rientrando nel patrimonio mondiale dell'umanità, un sito di interesse sicuramente culturale, non solo naturalistico, paesaggistico, e anche, come dire, un centro volano economico di un territorio che al momento langue o è in sofferenza sotto questo profilo. Io ritengo che sia un sito sicano, minoico miceneo, e che conterrebbe nelle sue viscere il corpo e le spoglie del mitico Talassocrate cretese. Giovanni Gueli, quale sarà il suo ruolo nell'iniziativa? Io sto appoggiando la dottoressa Rosa Maria Rita Lombardo in questa sua splendida ricerca che darà sicuramente un futuro, un buon futuro al nostro territorio che sicuramente promette bene sia da un punto di vista archeologico ma anche per le sue bellezze paesaggistiche che sono invidiabili per tutta la nostra la nazione. Voglio invitare tutta la cittadinanza di Raffadali, ma anche del comprensorio, a partecipare a questo incontro che si terrà giovedì 11 agosto ai Quattro Calici di Raffadali, dove sarà presente appunto Rosa Maria Rita Lombardo, che spiegherà le sue ricerche e poi inizieremo questo percorso di promozione e tutela anche del sito di Monte Guastanella.